Eccoci qui, altri 10 minuti di piacevole chiacchierata con Beatrice Della Barba, responsabile dell'assistenza neonatale del Dipartimento di Pediatria dell'ospedale di Padova. Allora, ci stava dando qualche consiglio. Volevo chiederle, lei ha citato giustamente anche i papà. Sì. In questa fase il papà c'è qualcosa che magari è bene faccia e qualcosa che bene invece non faccia per aiutare la moglie, la neomamma? Accidenti. Allora, di solito la risposta che do piace molto alle mamme e piace meno ai papà, io la dico lo stesso. Allora, io sono convinta che nelle primissime fasi, soprattutto le prime settimane, il papà gioca un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda l'allattamento, nel senso che, tranquilli, non devono allattare loro, però proprio perché per adesso, perché in Inghilterra ci sono degli studi, sì, qualcuno sta... Però voglio dire, nel momento in cui l'unica cosa che può fare veramente solo la mamma è quella di allattare, i papà che facciano le altre cose. E questo non deve essere né sminuente né considerato, ma devono aiutare le mamme che non possono pensare di vedere capovolta la loro vita, come anche quella dei loro mariti, perché da 2 si diventa 3 e non è esattamente il fiocchetto rosa e basta, è anche un percorso che ha dei momenti difficili. Degli equilibri nuovi, insomma, anche, da esatto, ristabilire. Sì, è un sistema che cambia. E allora, nelle prime settimane, quando è estremamente difficile, quando ci si riposa poco o si sta svegli di notte, il bambino si sveglia spesso, eccetera, io credo che i papà giochino un ruolo importante nel aiutare le mamme, sostenerle, incoraggiarle e coccolarle, perché... non amo parlare del baby blues, come si chiama la depressione postparto, però le donne dopo il parto spesso piangono, no? E chi sta vicino a queste mamme non capisce perché la mamma piange, e la mamma piange anche perché è allegra, non è che piange perché è triste o perché è depressa, piange perché gli ormoni la fanno piangere. Ma gli ormoni, appunto, lo dica lei che lo può dire scientificamente. È vero che gli ormoni, insomma, creano... Cioè, il baby blues si chiama, che è molto più bello della parola depressione. Cioè, le mamme piangono e allora ogni tanto facciamo i questionari e ci sono delle scene bellissime. Ti senti solo al mondo? No, però piangono, no? Ma ti senti abbandonata? No, ma sei contenta? Sì, e piangono. Perché viene da piangere. E questa è una cosa che dovrebbe essere capita, sostenuta, e io credo che il ruolo dei papà sia importantissimo. E anche quello di capire le difficoltà, perché questa un po' non è una sgridatina che faccia il papà, però il papà quando torna a lavorare pensa: io ho lavorato e invece tu sei stata a casa tutto il giorno. Ma caspita, sono stata a casa tutto il giorno a cambiarlo, lavarlo, pulirlo. Appena l'ho cambiato ha rifatto la cacca e ho dovuto rilavarlo e poi ho dovuto darle da mangiare, poi avevo fame ancora, poi ha pianto. Cioè, non è che sono stata a casa e non l'ho fatto. E poi magari devo anche preparare la cena. Ecco, magari se arriva a casa con una pizza. Ecco, magari, oppure stasera cucino io, oppure... Ecco, io credo che non sia un ruolo svilente quello di aiutare questo percorso che all'inizio può essere ogni tanto un po' difficile. A proposito di aiuto e di comprensione, volevo chiederle, poi una delle altre grandi difficoltà magari sono le prime, non so, il raffreddore piuttosto che la febbre, e anche quello insomma butta abbastanza nel panico, sì, perché i bambini sono talmente piccoli, sì, e anche decodificarli è un problema, perché no, qualcuno parla di un estraneo, no? Qualcuno dice che si porta l'estraneo in casa, certo, senza estremizzare. Sì. In quel caso insomma entra in gioco la questione dei pediatri. Certo. Volevo chiederle, se c'è un modo per capire se si è fatta la scelta giusta nel momento in cui ci si affida a un pediatra, e secondo anche, non dico che cosa pretendere dal pediatra, ma insomma anche. Sì, ho capito. La mia risposta è... Diplomatica, sento che sta cercando la diplomatica. No, sono molto poco diplomatica con la mia professione, poco diplomatica, anzi ci barufo spesso, per cui non voglio essere... Io
credo fortemente che la mamma sappia come sta il suo bambino. E anzi, io credo che quando dei colleghi dicono la mamma è sempre... No, la mamma va ascoltata, perché la mamma non sottovaluta mai un sintomo. Le mamme che hanno questa nomea, questa fama di essere rompiscatole, che vorrebbero il pediatra che materializzato davanti a lei, ecco, invece la mamma capisce quando un bambino sta bene o sta male. È evidente che si preoccupa se il bambino ha qualche problema. È legittimo e naturale. Io quello che cerco è di trasmettere il fatto che il bambino può avere il raffreddore, può avere la tosse, può avere un sacco di cose, ma se non ha, può avere la febbre. E qualche volta la febbre è dovuta alle suocere o alle mamme di qui sopra, coprilo che ha freddo, no? Per cui vedi la mamma con la canottirina di cotone e il bambino col coprifascia di ciniglia, ecco. E quindi la febbre può essere quello, però la mamma riconosce il bambino che non sta male e io mi fido sempre di una mamma che dice questo bambino non sta bene. Viceversa, e questa è una critica aperta che faccio a noi pediatri, cioè siamo noi che togliamo potere alle mamme in qualche modo, no? Perché nel momento in cui ci appropriamo noi del suo corpo, della sua pancia, del suo utero, del suo seno, del suo bambino, è evidente che la mamma non ha fiducia in se stessa e porta il bambino dal pediatra per qualunque, perché non si fida di se stessa. Una volta che la mamma invece impara che è stata figlia fino al momento in cui è diventata mamma e imparerà a fare la mamma con questo bambino. Il libro che io consiglio, c'è un libro che io consiglio... Brava, non l'avrei domandato, sì. Ma va bene a dircelo. Ecco, secondo me è il più bel libro che una mamma e un papà devono leggere sui bambini. Il più bello, quello che io raccomando sempre, è quello che scriveranno loro. Ah, ecco. È quello che scriveranno loro, perché il loro bambino è unico, irripetibile e di solito anche splendido. Un'altra cosa che volevo chiederle, abbiamo oramai pochi minuti, l'altro step importante è il ritorno al lavoro, no? Sì. Molte donne devono tornare al lavoro anche abbastanza in fretta, quindi c'è il dilemma, lo lascio alla nonna piuttosto che lo metto all'asilo nido e riscattano i sensi di colpa. Sì. Che cosa possiamo dire rispetto a... Sì, io dico sempre, cioè, ognuno ha la vita che ha e io credo che le mamme che lavorano, ma sai che paradossalmente le mamme che lavorano stanno di più con i bambini? Perché quando tornano dal lavoro il tempo è esclusivo per quel bambino. La mamma che non lavora è sempre col bambino, ma ha le altre cose da fare, è un paradosso quello che io... Certo. Però io credo che far stare i bambini con altri bambini sia qualcosa di importantissimo. Perché anche se la socializzazione avviene più avanti, dopo i 2 anni, così, le mamme che portano il bambino all'asilo nido danno una grande opportunità al bambino, che è quella di abituarsi ai propri simili, a importare, a imitare dei comportamenti e sicuramente li prepara meglio alla socializzazione. Io sono... voglio dire, i sensi di colpa li abbiamo provati tutti per essere lontani dai propri bambini e loro ci dimostrano loro che se la cavano, che sono più bravi di noi. Certo. L'ultimissima cosa in 30 secondi, poi i bambini che si ammalino è normale, no? Diciamolo, perché se il bambino non si mangia perché sai che i bambini allattati sono quelli che si ammalano meno, ecco perché io porto avanti questa campagna con tutta me stessa. Si ammalano meno. Sì, il latte materno è la più grande protezione, il più grande indicatore di salute al mondo. Bene, allora ringraziamo di nuovo la dottoressa Beatrice Dalla Barba, responsabile di assistenza neonatale e Dipartimento di Pediatria di Padova, insomma un ottimo dipartimento naturalmente. Grazie. Anche grazie a lei, 90.000 bambini circa ha fatto nascere, ve lo dico perché insomma ce l'ha raccontato prima. Grazie dottoressa. Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata.